Dalle api ai vitigni per la seconda parte di Agricoltura Veneta ci siamo spostati all'Onigo, siamo all'interno dell'Istituto Agrario Trentin per parlare di 6 corsi per giovani studenti che prenderanno il diploma, quindi del quinto anno. Siamo con Michele Ceron, che è il preside dell'Istituto Agrario, preside in rapporto col Condifesa per queste borse di studio. La nostra scuola è un punto di riferimento ormai nel territorio e Condifesa ci ha chiesto una collaborazione proprio per formare alcuni ragazzi dell'ultimo anno di scuola in varie dimensioni dell'agricoltura moderna, no? Dell'agricoltura contemporanea, quindi si parte dalla difesa dell'ambiente, del territorio, alla cultura dell'imprenditore. È un mondo che, soprattutto grazie alla digitalizzazione, alla innovazione, sta attraendo molti ragazzi e molti giovani che diventano anche subito dopo gli studi anche imprenditori. E Alessio Perrone è invece l'ideatore di fatto di questo corso qui all'Istituto Trentin. Questo corso perché Condifesa TVB crede molto nel territorio e crede molto nell'agricoltura innovativa, e quindi come non poter dare l'agricoltura innovativa nelle mani del futuro e quindi dei ragazzi. Questo corso ha visto la partecipazione di più di 85 studenti di classe terze, quarte e quinte che hanno voluto volontariamente partecipare a questo percorso scolastico, e abbiamo visto la partecipazione di più di 22 aziende, 6 diverse argomentazioni, e che hanno visto anche premiati 6 ragazzi con una borsa di studio, un piccolo contributo economico per poter aiutare e invogliare i ragazzi a proseguire con gli studi. Grazie, adesso noi ci vediamo il nostro Adriano Favaretto, poi andiamo a sentire gli studenti che hanno vinto le borse di studio. Questa settimana vi voglio parlare delle potature degli arbusti e dei cespugli da fiore che hanno fiorito in primavera. Qualcuno mi dirà è tardi, no, hanno appena finito, come in questo caso, vedete questa Spirea bumalla, si stanno appassendo adesso i fiori e quindi si interviene. Mi raccomando, sempre con la forbice, mai con tagliasiepi, se no, come guardi nei dal barbiere e vi potasse col decespugliatore, savio che bei che sei. E dopo raccomandarsi i ricci, tirando via le parti fiorite, vedete, in questo caso, sto tralcio qua, siccome lei si inarca proprio carica di fiori prima delle foglie, vanno tirato via questa parte legnosa qua, vedete, secca. C'è questo che parte, a questa altezza, vedete, ci sono già 2 nuovi germogli. Tiriamo via questo che ha fiorito, questi saranno i germogli, i rami che porteranno fiore la primavera prossima. Certamente nel frattempo ne usciranno degli altri, ma la prossima volta ancora cominciamo a tagliare quelli sempre che hanno fiorito. Questi hanno fiorito e lasciamo quelli nuovi. Queste potature vanno fatte ogni anno, dando modo così di ringiovanire e stringere anche il cespuglio. Altre che potrebbero essere, che hanno già fiorito, sono le forsythie o anche il calicanthus stesso, che adesso siamo ancora in stagione per quanto riguarda questi qua che hanno fiorito in primavera. Non è che soffrano, continuano a vegetare per preparare la fioritura successiva. Come vedete, la pianta è stata potata, sembra ringiovanita, e qui al prossimo anno avrete una bella fioritura. Mi raccomando, seguite la stagionalità degli arbusti nella fioritura, sempre fate un buon lavoro, ma soprattutto usate le forbici. E lo sentiamo di questi ragazzi. Cominciamo con Dario Del Monte, che ha seguito il corso perito per l'avversità, quindi una cosa molto legata al Condifesa. Corso o esperienza? Io la considererei più un'esperienza, perché semplicemente abbiamo toccato delle tematiche che vanno dalla fisiologia delle piante fino ad arrivare all'economia delle imprese agrarie. Quindi sono tutte informazioni che dopo utilizzeremo sempre nel nostro futuro, quindi semplicemente esperienza. Farai il perito oppure pensi di fare azienda agricola? Questa è una bella domanda. Tu vieni da un'azienda agricola? Ho un campo che coltivo mio personalmente per me, produco vino di mia produzione, do olio. Adesso andrò avanti a studiare, vediamo cosa mi piacerà e diamo il mio futuro in mano al destino. Più vino o più olio? Vino. Gaia Roviaro invece ci ha parlato dell'impronta carbonica non solo in agricoltura. Intanto cosa ti ha insegnato questo corso? Mi ha insegnato effettivamente cos'è l'impronta carbonica, perché credo che ci siano molte
incomprensioni su questi temi. Non sono molto chiari spesso e infatti anch'io molti punti non li avevo ben chiari finché non ho fatto questo corso. Ma alla fine ce la faremo ad equilibrarci? Secondo me sì. Si parla molto di impronta carbonica determinata dall'agricoltura. Bisogna tenere in considerazione che in realtà l'agricoltura si contribuisce ma non è il fattore principale. Ce ne sono ben altri che inquinano molto di più. Questo non vuol dire che l'agricoltura non debba far niente per diminuire il più possibile le emissioni che produce, ma bisogna anche guardare anche a tutto il resto nell'insieme. Grazie, adesso il nostro Renzo Gatto. Visto che questa settimana è dedicata al miele, parliamo anche noi del miele. Questo fa parte della storia dell'uomo, perché già nel Neolitico si hanno prove che l'uomo si cibava anche di questo nettare. Il miele è una combinazione di varie sostanze, tra cui predominano lo zucchero propriamente detto e il fruttosio, in ragione circa del 30% di saccarosio e un 38% circa di fruttosio. Fa sì che nei limiti, per carità, può essere consumato anche da alcune persone diabetiche, i quali comunque devono sempre consultare il loro medico. Il miele è indicato anche come curativo, perché ha un effetto antinfettivo, propriamente detto, antibatterico e anche antinfiammatorio. Per esempio, quando noi abbiamo la raucedine o quella tosse stizzosa, quasi sempre di origine virale, e noi apprezziamo molto mettere in bocca un cucchiaino di miele e lasciarlo andare in gola, perché questo a contatto con la mucosa irritata offre un effetto lenitivo, emolliente e anche idrata, cioè cede un po' d'acqua. Contiene anche degli enzimi per cui piccole quantità, ma comunque quantità significative di acqua ossigenata vengono cedute, per cui ha anche un effetto proprio disinfettante. Per le persone che hanno problemi un po' di stomaco, di bruciore di stomaco, ecco, per loro è consigliato il miele di castagno, perché è ricco in tannini. Il miele però possiamo anche utilizzarlo per fare delle maschere di bellezza. E possiamo prendere 2 parti di olio di oliva e 1 parte di miele, mescolarla insieme e fare proprio una maschera di bellezza. Questo servirà per la pelle molto secca, perché ha un effetto sia idratante ma soprattutto anche nutriente. Mentre quando vogliamo nutrire la pelle e idratarla, possiamo mettere una pari quantità di miele e di yogurt, naturalmente non alla frutta, mescolare e fare questa maschera. Le maschere andrebbero tenute per almeno 15-20 minuti. Ha un effetto appunto idratante, emolliente e anche nutriente molto importante. E invece Sebastiano Pianucci ci ha parlato della gestione dell'acqua. Ma cosa ti ha insegnato questo corso? Mi ha insegnato principalmente la gestione idrica, la gestione territoriale, la gestione anche agricola di un territorio, perché ho imparato anche da questo corso che l'acqua bisogna anche saperla gestire bene, saper far bene le cose per gestirla, e bisogna anche stare attenti perché anche il cambiamento climatico è un problema di questa cosa successa in Emilia Romagna. Di questa borsa di studio cosa ne farai? Penso che principalmente mi pagherò l'università o comunque una parte della tassa dell'università. Cosa vai a fare? Vado a fare tecnologie forestali e ambientali a Padova. Invece Enrico Soave ha studiato l'innovazione tecnologica in agricoltura, in particolare l'utilizzo di droni, ma non solo. Senti, ma l'intelligenza artificiale alla fine farà anche l'agricoltore? L'intelligenza artificiale avrà un aspetto anche all'interno dell'agricoltura. E l'importante è sempre la presenza dell'uomo che appunto fa tanto. Cosa ti ha insegnato questo corso? Beh, questo corso mi ha ampliato la visione perché appunto abbiamo affrontato diversi argomenti che spesso sono molto vicini ma non si approfondiscono molto. Un'aggiunta in più, uno sprint in più che è servito molto. Dopo questi 5 anni faccio l'università, tecnologie forestali e ambientali, e poi penso di andare a fare guardia forestale o comunque gestione dei parchi naturali. Grazie, e adesso tocca al nostro Zampettando. Ciao a tutti, questa settimana parleremo di un animale non così comune ma neanche così raro da trovare nelle nostre case, che è la Testudo ermanni.
È una delle 3 specie di testuggini europee. Innanzitutto è un rettile, si può considerare selvatico, però spesso si trova anche nei nostri giardini. La detenzione in cattività di questi animali non è particolarmente difficile, quindi la cosa migliore è quella di avere un giardino con delle erbe selvatiche, in modo tale che loro possano scorazzare e mangiare per l'appunto le erbe selvatiche, tarassaco, trifoglio, piantagine, ma un po' tutto quello che cresce nei campi. È bene che mangino più selvatico possibile, perché ad esempio se mangiano frutta o verdura dell'orto possono esserci degli squilibri alimentari abbastanza importanti. È bene sempre lasciare una ciotola con dell'acqua in modo tale che vadano a farsi i bagni, a bere. E poi una cosa fondamentale, è importante dar loro un riparo, sia perché si riparano quando fa troppo caldo, perché magari vanno all'ombra, sia per quando piove, ma anche perché loro fanno il letargo. Quindi nei mesi freddi o scavano un po' nel terreno oppure si infilano sotto un ostacolo, una sorta di protezione, poi magari vanno sotto un cumulo di foglie e quindi passano i mesi invernali dormendo. In quel caso lì bisogna stare un po' attenti ai ratti, perché spesso purtroppo succede che i ratti le mangino, rosicchiano le zampe e possono arrivare ad uccidere anche animali molto grandi purtroppo. È molto importante ricordare che deve essere sempre accompagnato ogni singolo esemplare da un documento che attesta innanzitutto che l'animale è nato in cattività e che proviene dalla cattività da almeno 2 generazioni. Poi tutti gli esemplari devono essere identificati singolarmente con un microchip. Ci sono allevatori che hanno tutte le certificazioni e tra l'altro è bene farlo perché le multe sono di parecchie migliaia di euro. Addirittura in alcuni casi può subentrare anche il penale, quindi non ha senso proprio rischiare, in primis per l'animale, perché è giusto che quelli selvatici rimangano in natura, in primis, e poi anche appunto per essere sereni noi, perché ripeto, acquistare un animale fuori legge non ci fa vivere tranquilli. E le prospettive del post-diploma è stato il tema di Matteo Olivieri. Prospettive per voi ragazzi, per voi giovani, ce ne sono in agricoltura? Beh, certamente il mondo agricolo è in evoluzione, già dall'agricoltura 4.0. Noi dobbiamo applicare l'agricoltura del futuro, un'agricoltura che deve essere sostenibile per mitigare il cambiamento climatico e aumentare la redditività di noi giovani agricoltori. Proseguirai negli studi o fare l'imprenditore agricolo? Le mie prospettive sono il continuo degli studi verso l'università in scienze e tecnologie agrarie. Amo il lavoro che fanno i periti dell'università che stipulano queste assicurazioni e proseguirò i miei studi per diventare un perito. Infine Giulia Cariolato ci racconta come l'agricoltura incontra gli studenti, ma come li incontra? È accattivante. Beh, sempre più ragazzi giovani sono presi in questo ambito, soprattutto anche le ragazze stanno aumentando sempre di più secondo me. Cioè l'agricoltura è, cioè, ti senti libero, tipo. È una passione. Finiti questi 5 anni cosa farai? Allora io pensavo di prendere e andare all'Università di Padova per fare tecnico agrario. Comunque ho sempre avuto un'azienda di famiglia a casa. Facciamo seminativo, poi abbiamo anche un piccolo vigneto. Come vedi il tuo futuro? Ecco, ancora un po' tutto offuscato. Però mi piacerebbe apprendere questo mondo perché mi rendo conto che mi piace ed è una passione. Cosa farai della borsa di studio? Per gli studi di Padova, comprare libri Insomma andare avanti negli studi. Ecco, sì. Grazie, adesso le previsioni. È evidente come l'espansione decisa dell'anticiclone atlantico su di noi ha portato un deciso miglioramento. In poche parole ha fatto iniziare l'estate. È un anticiclone però e come vedete dalla carta del tempo ha il suo centro localizzato un po' troppo a nord sulle Azzorre. Quindi con la circolazione in senso orario attorno all'alta pressione si inseriscono da est dei sistemi perturbati, delle linee di instabilità. Vedete, questo è un evidente proprio nella giornata di sabato, che interesserà il nord in genere, soprattutto le Alpi, ma marginalmente, molto marginalmente anche le nostre zone. Questo vuol dire che per sabato ci sarà un po' di nuvolosità, ma nelle prime ore, poi avremo dei miglioramenti sensibili, dei rasserenamenti veloci
miglioramenti, quindi rasserenamenti, cielo sereno che ci accompagneranno nella giornata di domenica, ma potremmo dire anche nei primi giorni della prossima settimana. Ricordo anche che poi arriverà il 1° giugno e quindi avrà inizio anche dal punto di vista meteorologico la stagione estiva. Dopo mercoledì potremo avere dei peggioramenti graduali, ma questo ci torneremo. I venti sono molto deboli, direzione variabile con tendenza da est, le temperature le minime un po' sopra la norma, 16-18 gradi, le massime invece ben oltre la norma, dai 26 ai 28 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto poco mosso o quasi calmo. È tutto. Claudio Zambon, vicepresidente, uno dei vicepresidenti di Condifesa. Condifesa ha fatto la regia di questo corso. E questo è il primo anno, quindi anche a Vicenza, all'Istituto Agrario Trentini, abbiamo portato l'esperienza del Cerletti di Treviso. È stato un modo per far prendere coscienza a questi giovani, qualunque cosa faranno, che la prevenzione attraverso le assicurazioni è diventata indispensabile. È indispensabile, mai come in questi anni, perché se parliamo di 20 anni fa era una cosa così, assicuriamo le grandine. Oggi non basta, oggi non c'è solo grandine, ma ci sono tanti eventi atmosferici che col cambiamento climatico stanno avvenendo molto frequentemente. E per ultimo sentiamo Filippo Codato, direttore del Condifesa. Grande soddisfazione sentire questi ragazzi. Assolutamente per noi investire sui giovani è investire sul futuro dell'agricoltura, e il bello del nostro territorio è che ogni zona ha le sue tipicità, le sue denominazioni, e quindi bisogna innovare con il rispetto però del territorio, con il rispetto anche della cultura e delle tecniche che contraddistinguono il nostro modo di fare agricoltura. Il Condifesa che appuntamenti ha? Siamo proprio alle battute finali di organizzazione di Vite in Campo. Avremo anche quest'anno oltre 200 macchine in campo. Quest'anno si terrà l'ultimo giorno di giugno e il 1° di luglio a Susegana. Ci sarà proprio questa prova su alcuni filari che faremo vedere proprio con delle lampade ultravioletti durante le ore notturne proprio dove è andato a cadere, dove si è attaccato appunto il prodotto. Ci sarà l'irrorazione fatta con mezzi tradizionali per far vedere cosa succede, e l'irrorazione fatta con mezzi innovativi per la sostenibilità, quindi meno prodotto, meno costi per l'agricoltore, meno impatto sul territorio. Grazie a Filippo Codato, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, la vignetta di questo mese la voglio dedicare al direttore di Veneto Agricoltura, nominato commissario per l'emergenza idrica, praticamente commissario Veneto per la siccità. Infatti il suo cognome non è passato inosservato per la matita dell'Agrifoglio, che lo ha punto. Troppo ghiotta l'occasione per me nel fare satira abbinando il suo cognome con le piogge torrenziali cadute nei giorni scorsi. E quindi l'ho immaginato mentre dopo la nomina si presenta ai cittadini dicendo sono Nicola Dell'Acqua, commissario per la siccità. E qualcuno tra il pubblico che dice Dall'Acqua, commissario, siccità, e un altro che gli risponde per fortuna che sei dall'acqua, pensa se si chiamava tempesta cosa che succedeva? Questo chiaramente riguarda il nostro Veneto, mentre per il popolo dell'Emilia Romagna esprimiamo tutta la nostra solidarietà. Con questa vignetta io vi saluto e vi do appuntamento all'ultima settimana di giugno. Ciao!